La quarta conferenza regionale sulla lingua furlana è incentrata su due argomenti principali, che è quella dell'analisi dal lavoro che è stato fatto e dalla proposta per il lavoro che si va di fare. Un lavoro a ponte importante, questa conferenza, perché dà dei contributi che arrivano dalle università che hanno dato una mano al corso di Kishi Wines, quindi l'Università del Friuli, l'Università di Milano, Ulster, Carinzia, ecco, con esperti importanti, soprattutto ecco, con esperti che hanno lavorato sul territorio e dopo la possibilità di analizzare che potrà essere il lavoro che la Ring ha fatto ai prossimi anni insieme a tutti you, e anche sul piano di politica linguistica che vi ho detto ogni anno insomma monitorate che è importante ogni 6 mesi, quindi si ha vinto un po', ci mucca vanno a finire i progetti che si mettono in pin, anche con modulazione dalle attività che vengono approntate secondo il corso dell'opera al monte al va in davanti e anche noi vengono di modulare un momento ci che vi pensate all'inizio. E qui è una roba che è stata sempre fatta, il pensiero ecco, di tornare a farla con capacità di Pakistan, ma soprattutto perché riguarda gli anni a venire. Non nome per le generazioni insomma, che i Savin Favelin già ben il Furlan, sono 444.000 Favelan Satis no, in Friuli, ma soprattutto perché riguarda le generazioni future, anche con prospettive che avviano il monte, quindi la possibilità di avere un utilizzo del Furlan sempre più professionale, sempre più consapevole all'interno della nostra regione, ma anche troppo al monte, perché io dico al Vendo Prato.